Un giorno tutto questo sarà mio. Che fai? Preghi? Se tuo cugino Sebastiano ti domanda quanto ti hanno offerto per i sugheri, 1000 scudi, digli. Da retta a chi ti vuol bene. Tu sei la padrona. Ehi, Simone Sole sei. Simone. E allora? Allora siamo qui. Bella ti sei fatta, cugina mia, a stare alla tanca. Messa d'accordo ti sei coi banditi. Entrate, via. Babbo, guardate un po' chi c'è. Salute. Ah, salute. Oh, Mariana, un sogno mi pare rivederti. Anche a me, Simone. Era da tempo che volevo farti una visita, ma non sapevo se la gradivi. Come va che sei da queste parti? È un bel po' che non ti si vedeva. Era quasi un anno che non passavo di qui. Sono già 5 anni che non rivedo Marianna. È così. Zio Canonico è morto e t'ha lasciata padrona di tutto, eh? Te lo meritavi. Sei stata vicino a lui per tanti anni, chiusa in quella casa come in una prigione. I mercanti olandesi 1000 scudi hanno offerto.
Zio Berte, sapete vantarla la vostra roba. No, non è mia perché è di mia figlia. È vostra perché mia. Mentastro non ce n'è, c'è solo due foglie d'alloro, eccolo. Buono, mi pare. Tiratelo su. Il sale, metti. Babbo, sedetevi. Pronto? Di, e tua madre come sta? È il solito male suo. Cuore. E le sorelle mie si spaventano facilmente. E così mi hanno mandato a chiamare. Il guaio è che se vado a vederla c'è pericolo di peggio. E lei lo sa bene. La scorsa notte sono andato a Sant'Onofre e non mi azzardavo ad entrare nella sua stanza. Lei però disse: il mio Simone deve essere vicino. Fatelo entrare. Sì. Cose del mondo. Un compagno tu avevi. Che è stato? È dentro? Dentro. Ah. Finché starà con me non sarà mai preso. Costantino Moro è un piccolo frate, così Dio mi aiuti. È come crede in Dio quello. Prega sempre. E il bello è che prega per me, non per lui. Ah, come racconti è un sagrestano, non un bandito. E che ha fatto per diventare bandito? Ha ucciso un gatto? Ha ucciso un uomo per difendere la madre. Poi fuggì per tenersi la libertà. E fece bene. No. Secondo me soltanto Dio ha diritto di uccidere. E poi, per pochi quattrini mal ripartiti. Non sono i denari a fare la gente felice. Tu parli così perché stai comodo in casa tua. E tuo zio ti ha lasciato un letto di rose. Prova a sapere cos'è il bisogno. Ma Mariano, l'uomo ha diritto di avere il suo. E l'uomo vero dice: il mio è mio. E guai a chi lo tocca. Niente è nostro. Siamo di passaggio. Sembra il canonico quando predicava. Allora, già che siamo di passaggio, dammi gratis il sughero della tua tanca. Ah, da questo orecchio non ci senti, fiore mio bello. Scherzo, Marianna. Tu sai che tra tutti i parenti bisognosi che ti serbano rancore per l'eredità dello zio, l'unico sono a dimostrarti un affetto disinteressato. Bevi, Simò. Ma Mariano, e che hai fatto in tutto questo tempo? Ci sono tanti bei giovani a Nuoro. Non è la bellezza che fa l'uomo. Bellezza no. Ricchezza no. Superbia no. Ma che vuoi dunque tu, cugina? A te che ti importa? Non pensi a prendere marito? Sceglie. Li sceglie come si scelgono le pere selvatiche in cerca di quella matura. Zio Berte, tu dovresti sposarti con Fidela, la serva del defunto canonico. Sì, perché è lei, con il suo esempio,
e impedisce a Marianna di prendere marito. Oh Marianna, così Dio m'assista ti sei fatta bella. Maria, ti ricordi quando mi davi da bere perché tornavo gelato dal pascolo? Appunto a questo pensavo, Simone. Tante volte mi passò in mente di venirti a trovare, ma avevo soggezioni. Di me. Di te, perché sei superba. Anche allora eri superba. Con me no, però, allora. E neppure adesso. Che ragioni ho di essere superba io? Sì, Marianne. Quando mi dissero Marianne alla serra, pensai subito. Voglio andare a trovarla. Contenta sei di vedermi? Lasciami. Lasciami. Lo sai, Marianne, perché fuggii quella volta dalla casa di tuo zio? Avevo 18 anni, ma la mia giovinezza non mi serviva a niente. Tornavo a casa e trovavo mio padre sulla stuoia, mia madre malata. E le mie sorelle erano troppo belle e troppo povere. Nessuno le voleva. Io odiavo gli uomini perché non le cercavano. Sì. E odiavo te. Perché eri ricca e potevi sposarti. Allora pensavo di andare a rubare. Ma molto. Non un agnello o un bue. Il malanno è che andavo a raccontare a tutti queste cose. E mi fece una cattiva fama. Quella notte me ne andai verso il monte e incontrai Costantino Moro, che stava a scaldarsi al fuoco sull'orlo della strada. Mi fece pietà e per non stare solo mi mise con lui. E così, Maria, fui subito accusato di delitti che non ho commesso. E farei ridere il giudice se glielo raccontassi. Io non ho mai sparso sangue cristiano. Ora però vorrei di nuovo cambiare vita. Ma come, Maria? Come? Il modo ci sarebbe. Del resto tutto è bene, pur di non perdere la libertà. Tutto, Maria. Piuttosto che tornare servi. Ti saluto, Maria. Non ci vedremo mai più.
Del resto tutti nella vita siamo così in carcere. O rassegnarsi o rompere il muro come Simone. Maria. Che paura hai, Marianne? Se volevo farti del male non venivo così, solo, a quest'ora, disarmato. Venivo con i miei compagni e ti legavo come un agnello e ti portavo sulle spalle e sterminavo tutto intorno se non mi lasciavano passare. Sono qui, lo vedi? Sono ancora il tuo servo. Allora ti odiavo, sì. Perché eravate i padroni. Qualche volta però pensavo, sì, mi piacerebbe sposare Marianne, ma non per la sua roba come la vogliono gli altri. Qualche volta invece dicevo a me stesso, se Marianne si innamorasse di me e me lo facesse capire, come la rifiuterei per farla soffrire. Ti ricordi quel giorno al fontanile? Io ti sentivo vicina. Lo ricordo. Io non ti potrò mai sposare, Marianne. So che faccio male a essere qui. Sono come stregato, Marianne. Il Signore mi aiuti. Io ti voglio bene. Ma tu taci, eh? E fai bene. Che puoi dirmi? Niente. Ma non avere paura. Se tuo padre venisse qui, io mi lascerei scannare. Lascerei cadere tutto il mio sangue sul tuo grembo senza un lamento. Una donna che vuol bene a me non deve piangere. Tu forse penserai che è peccato voler bene a uno come me. Ma l'anima ti dice che non è vero che ho fatto tanto male. Lo so. Sarò io a metterti l'anello di sposa al dito. Se tu mi aspetterai, Marianna Sirca.
Per questo ho fatto voto di non baciarti. Ti rispetto. Come la donna che dovrà venire a me vergine e pura. Promettimi che mi aspetterai. Ma bada a quello che prometti. Tu non mi conosci ancora. Quello che prometto mantengo. Verrò una notte da te, a Nuoro. Non so quando, ma certo prima di Natale. E tu aspettami. Se non mi vedrai per quel giorno, vuol dire che sono morto. Se verrò, sarà per qualche buona notizia. E adesso lasciami andare. Simone. Simone, senti. Se è vero che tu non hai commesso delitti come tu dici, io ti credo, sai. Simone, perché non vai dal giudice? Sarai assolto o condannato a una piccola pena. Ma dopo verrà la nostra felicità. Io ti aspetto. Aspettami. Solo m'hai lasciato. Perché? E che sono, tua madre? Devo darti il latte. In 3 sono venuti a cercarti. Oh, 2 anziani e un giovinotto. Volevano vederti a tutti i costi. Cercatelo, dico io. Devo farvelo di legno? Non so dove. C'era da andare da un prete, ricco, oro e argento. La roba la tiene nascosta nello stazzo dove vive sua madre, vecchia. Se ne sono andati. E allora mi sono mosso anch'io. E tu dove sei andato? Non imbrogliarmi, Costantino. E tu? Dove sei stato tu? Te lo racconterò, tu però parla prima. Sono andato lassù, agli stazzi, per avvertire il prete. Ah! Perché si può rubare a tutti, ma a un prete no! C'era solo la vecchia. Datemi da bere, dissi. Sono un viandante assetato. E quando essa mi ebbe dato da bere, l'avvertì del pericolo e me ne andai. Costantino Moro, sai che devo dirti? Che né tu né io siamo buoni a fare i banditi. Ma va all'inferno, va a casa del boia! Costantino, dov'è lo stazzo del prete? Di denaro ho bisogno. Mi è accaduta una cosa. Ho incontrato una donna e ho bisogno di denaro. Non mi credi? Vero è il fatto e basta. La donna è ricca, bella, padrona di tutto il suo. Marianna Sirca è quella che è stata la mia padrona.
Mi voleva bene fin dal tempo che ero servo in casa sua. Non era padrona di sé allora. E io ero superbo con lei. Adesso ci siamo intesi. Dio ha voluto così. Avantieri notte siamo stati assieme alla sua tanca. Siamo stati assieme. E io l'ho baciata. Di denaro hai bisogno. La vuoi sposare? Questo lei vuole. Non è una donna come le altre. E di che cosa è fatta? Se fosse una donna seria non baderebbe a te. Se ti permetto di parlare male di lei, la testa sti fracasso. Come puoi sposare una donna così? Tu, col prete, in segreto. E poi io potrei anche tornare uomo libero. Già rimbambito sei. Vada a non perderti. Tu hai paura a restare solo. Può darsi. Ad ogni modo potrei venire in compagnia tua. Sul banco, in tribunale. Chi parla di questo? E come vuoi tornare un uomo libero, senza processo? Tu ti farai legare e non caverai più i piedi dal laccio. È la donna che ti ha consigliato questo? La sorte tua è fatta. No, Costantino. Te lo giuro sul cuore di mia madre. Io non mi costituirò mai. Non ho neppure intenzione di sposarmi. Se lei mi vuole, mi prenda così. Non ti prenderà così. E allora la prenderò io. Sì, Simone, sì. A Natale, se non prima.
guardavi. Lasciate aperto. Qualcuno può entrare. E se entra, lasciatelo entrare. Oh, aspettando mi stai. Salute, cugina. Dormito bene stanotte? Io sempre bene dormo. L'aria di campagna ti ha fatto bene. Ma che fai qui tutta sola come una donnola nel suo buco? Che ti importa? Vuoi qualche proposta da farmi? Può anche darsi. Intanto... Fidela! Fidela! Dammi da bere e vino buono. Di. Alla serra sei stato? Ho visto tuo padre. Ristoru, gli uomini. Stanno a raccogliere il sughero. Versate con abbondanza che non è sangue vostro. Sia Fidela. Paura, ne avete dei briganti? Se questa nostra Marianna non mette giudizio, una di queste sere i briganti sono qui. Vegliate, zia Fidè. Tenete gli occhi aperti. Vi voglio regalare un cane. Sì, perché il vostro, come tutti i cani di parrocchia, non abbaia più. È troppo grasso, dorme sempre. Sebastiano, voglia ne hai di parlare oggi, eh? Ho parlato con zio Bert del denaro che gli manca per acquistare la terra vicino alla vostra. Dovrebbe convincere il proprietario a cederla a rate. Ma dici che non voleva aspettare tanto tempo? O ha trovato un altro compratore? Mandiamo Simone Sole a convincerlo. Il demonio ti tenta, Simone. Preferi rubare in casa mia che in casa di prete. Andiamo. Dove vado io? Pensaci. La vecchia forse ti riconoscerà. E lascia che mi riconosca. Anche Dio ci conosce e ci riconosce. Ma è meglio che cambi strada, direttamente. Se mi dici ancora una volta di andarmene, me ne vado davvero. Ma ascolta, non mi vedrai più. Ci siamo giurati fede la notte di San Giovanni. E il compare di San Giovanni è più che la sposa, più che l'amante, più che il fratello, più ancora del figlio. Per questo vengo con te. Anche contro la mia coscienza. E con pericolo di vita. E tu mi tratti come un cane. Il pensiero della donna ti mangia il cervello, eh? Ti compatisco. Io ho cercato di farti ragionare. Il rischio è grande e il profitto poco. Lo stazzo è qui dietro. Se la vecchia Tracchetruto, se non t'ha preso per un vagabondo scemo, avrà chiamato nella sua casa gente ad aspettare i ladri. Tu resta qui. Io vado a vedere.
Caprone! Neppure le mosche ci sono. Tutto hanno portato via. C'è rimasta soltanto la cenere nel focolare. No! Come ci divertiamo, zia Fide? Colpa tua, Maria. Non sei nata per spassarti tu. Cosa dovrei fare? Prendere marito, vero dovrei, zia Fide? Così stasera avrebbe fatto venire i suoi amici a cantare e si sarebbero ubriacati. E a noi ci sarebbe toccato di versare il vino dopo aver lavorato tutto il santo giorno. Un buon marito è un'altra cosa per sua moglie. E dove lo trovo? A me nessuno mi vuole. Non insultare Dio. Sei tu che non vuoi. Ma stanotte nasce Cristo e lui disse che siamo tutti uguali. Tu hai chiuso il tuo cuore e cosa c'è dentro tu solo lo sai. È qualcosa che ti pesa. Lasciate che apra io, zia Fide, e non badate a chi entra. Zia Fide, fatemi sto favore. Marianna, bada. 2 donne sole. Andatevene di sopra. Marianna, sono qui. Lasciami. Che mi hai portato? Guardi, sono starne. Non è roba rubata, eh? Io le posso cacciare.
Ti ringrazio, Simone. Di. Da tua madre sei stato? Sì, va sempre male. E le hai detto che venivi qua? Gliel'ho detto. E cosa disse? Mi raccomandò di non farti del male. In fede di cristiano io ho paura di farti del male, Mariano. Ma non ho resistito al desiderio di rivederti. E tu? Mi aspettavi? Se ti aspettavo. Allora ho fatto bene a venire. E adesso? Adesso siamo qui. Assieme. Assieme. Maria, tu non sei contenta di me. Tu stai pensando che in tutto questo tempo io ho fatto del male. Guardami. Non vergognarti. Io andrò anche in carcere se occorrerà. E dopo sarò libero. E tornerò a essere il tuo servo. Che altro vuoi da me? Dimmelo, Maria. Prima di rivederti, il carcere, la morte e l'inferno erano la stessa cosa per me. Adesso tutto è cambiato. Così Dio mi aiuti. Mi hai fatto ritornare come un bambino. Così sono, Maria. Guarda. Tu sai quello che voglio da te, Simone. 6 mesi ti ho aspettato. Ti aspetterò 6 anni, 20 anni, se occorre. Ma tu devi tornare a me come di nuovo battezzato. Prima però devi interrogare la tua coscienza. Ricordatelo, con me libero sei. Sì, se tu lo... No, non promettere. Libero sei. Ricordalo. Sentimi il cuore, Maria. Pare che si rompa. Io lo so quello che ti chiedo, Simone. E so anche quello che tu chiedi a me. Siamo dunque pari. Sì. Ebbene, senti, non c'è che questo. Sposiamoci. Ma che fai? Non ridere così. Sì, lo so. È una cosa seria, scusami. Maria, sarò bravo. Vedrai che sarò un altro.